con Paolo Colamaria a commentare questo terzo successo consecutivo del Monza, quarto risultato utile, una partita che avete subito indirizzato al meglio e poi avete gestito con una certa tranquillità, malgrado l'Azzurra vi abbia impegnato almeno dal punto di vista nervoso fino alla fine. Sì, è stata una partita difficile, sappiamo che l'Azzurra sta crescendo sia come squadra che come gruppo, quindi siamo venuti qua sapendo che non dovevamo fare una partita facile. Al primo tempo abbiamo sofferto, poi siamo entrati nello spogliatoio e abbiamo parlato e dovevamo cambiare ritmo, non avevamo il ritmo che ha Luca e Monza e quindi abbiamo cambiato ritmo e si vede la partita come è andata alla fine. Siamo un grandissimo gruppo, veniamo seguiti da grandissimi ultras e penso che quest'anno ci divertiremo perché siamo una grande squadra, tutti giovani e con un grandissimo gruppo. Arrivi da Giovinazzo, dove l'anno scorso sei stato uno dei protagonisti di una bella seconda parte di campionato, sei venuto a fare un salto di qualità a questo Monza che ha tanti giovani molto interessanti. Sì, sono uscito da Giovinazzo perché pensavo che l'età che avevo era quella di uscire fuori casa, fare nuove esperienze. Ringrazio comunque il Giovinazzo perché comunque mi ha cresciuto, però era arrivato il momento di uscire fuori casa. Sono venuto qua per dare una mano perché credo molto in questa squadra, credo molto nel mister, credo molto nella società, in quello che fa. E quindi sono qui non come singolo perché ho obiettivi di crescere sia mentalmente che singolarmente, ma soprattutto come squadra. Quindi speriamo bene che quest'anno vada tutto per il meglio perché siamo un grandissimo gruppo e ce lo meritiamo. Sei tornato in questo palazzetto in cui l'anno scorso hai giocato un pezzo di mondiale, è sempre un palcoscenico importante per la piazza dell'hockeypista qua in Novara. Sì, è stato bellissimo giocare qui, il mio primo mondiale da capitano, è un bellissimo palazzetto perché l'ho vissuto con la nazionale italiana, quindi un bellissimo ambiente, spero che continui bene, faccio un grandissimo in bocca al lupo al Monza che ha fatto una grandissima partita. E un in bocca al lupo al mister Tataranni che sta gestendo bene con la squadra. Grazie, complimenti. Grazie, ciao.